Signori, grandi annunci di calciomercato. Sì, perché oggi, martedì 11 giugno, il Corriere dello Sport fa sapere che Kvara ha deciso di rimanere a Napoli. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis. Signori, come avete sentito nella intro, il Corriere dello Sport anticipa tutti e dice che Kvara è pronto a rimanere a Napoli con un adeguamento di contratto. Detto questo, andiamoci a leggere l'articolo, perché dice: Kvara ha deciso di restare a Napoli, pronto il rinnovo di contratto fino al 2029, che prevede un ingaggio fino a 4 milioni e mezzo di euro più bonus. Signori, questi famosi bonus, io vorrei sapere questi bonus a cosa sono inerenti. Io penso al calciomercato, non ai gol segnati e ad altre cose. Io penso, perché di che bonus vogliamo parlare? Vogliamo parlare di bonus scudetto? Calmi, calmi. Allora, in questo momento si sta svolgendo un incontro. Facciamo un breve sunto di quello che abbiamo detto oggi alle ore 15, che poi non è uscita alle 15 per problemi di internet. Non ho capito, la wind a volte va, a volte non va. Comunque è arrivato l'agente di Di Lorenzo. In questo momento è arrivata alle 15:32, quindi già un'oretta fa, questo annuncio, e stanno parlando i due, sia Conte sia Conte e Manna, con l'agente di Lorenzo. Ci sono tutti e due, ragazzi. Ora staremo a vedere, perché poi di sicuro questa sera usciranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la questione di Lorenzo Napoli. Comunque io mi vorrei soffermare su Kvara un attimino, perché signori miei, poi andremo a parlare anche di Buongiorno, di Hermoso, perché ci sono anche lì grosse novità per quanto riguarda Hermoso. E parliamo proprio di Kvara. Allora ragazzi, Kvara in questo momento ha deciso di rinnovare con il Napoli, quindi qualsiasi cifra dovesse arrivare ad oggi al Napoli, recapitata al Napoli, che sia il Paris Saint-Germain, il Manchester City, quello che vi pare, qualsiasi squadra, il Napoli ha già deciso di mandarle al mittente. Quindi quando io vi dicevo il Paris Saint-Germain ha offerto 110 milioni, il Napoli non accetta 110 milioni, il Napoli lo valuta da 130 a 150 milioni, quindi stiamo tranquilli. Quando si parlava, Kvara ha già firmato per il Paris Saint-Germain, dissi calmi, calmi, perché da dire il fare c'è di mezzo il mare. Un accordo non è firmare il contratto. Vabbè, io ho un accordo, però se poi mi viene la mia squadra e mi offre di più, e a quel punto dico vabbè, ma io ho un accordo verbale, non è che devo andare per forza con un accordo verbale, ragazzi. Ecco, Kvara si è deciso, secondo il Corriere dello Sport, a rimanere a Napoli. Scelta giusta, scelta non giusta? Questo, ragazzi, lo sapremo più avanti nel corso della stagione, diciamoci la verità, perché attualmente questo Napoli, secondo me, se la può giocare con l'Inter della prossima stagione, salvo poi dovessero arrivare ulteriori giocatori, perché con la rimanenza di Kvara, con la permanenza di Kvaratskhelia al Napoli, il Napoli può creare una rosa. Quando noi dicevamo il Napoli deve imporsi sul calciomercato nel dire Kvara non si vende, Lobotka non si vendono, bisogna ripartire da questi due giocatori. Bene, cosa ha fatto De Laurentiis e Manna? Hanno iniziato la trattativa con Kvara, e da qui parte il Napoli di Antonio Conte, da Kvara, non dall'addio di Kvara. Il Napoli deve rimanere su questa linea, Kvara deve rimanere. Osimhen, ragazzi, sarà giustamente sarà l'unico che secondo me partirà di big. È da vedere la questione di Lorenzo, questo è vero. Io secondo me il Napoli farà questo scambio con Chiesa. Io non lo so dove ci sarà il guadagno, perché poi Lindstorm andrà di sicuro rivalutato da Conte, andrà rivalutato Politano, perché Politano, ragazzi, è in orbita Roma. E attenzione, perché Conte non lo vede bene Politano a Napoli. L'abbiamo visto già all'Inter quando ci fu, durò 2 mesi, e io è tanto che ve lo dico. Ecco, quindi in quei reparti lì ci siamo. Dall'altro lato c'è pure Ngonghe. Secondo me si va a creare un po' troppo
un po' troppa gente in quei due ruoli, sia a destra sia a sinistra, ragazzi. Poi staremo a vedere, Raspadori dobbiamo vedere dove lo vede Antonio Conte, se lo può vedere anche a centrocampo, un Raspadori, Lobotka, Raspadori e Anghissà. Staremo a vedere, perché un centrocampista serve secondo me, perché Cajuste ha detto potrebbe rimanere a Napoli, però Zelinski è andato via. Cajuste, a parte che Cajuste nelle ultime partite, nelle ultime uscite con Calzona non è che abbia fatto male, questo lo dobbiamo dire, questo lo dobbiamo dire. Quindi staremo a vedere questa rivalutazione che voglia fare, scusatemi, Antonio Conte di questi giocatori, e poi ne trarremo una linea, tiriamo una linea e diciamo ok, Kvara rimane, Lobotka rimane, Gonghe, l'investimento c'è stato, rimane, Lindstorm un grosso investimento, che fai? Lo vendi? Lo dai in prestito? Dopo un anno, una stagione così, chi te lo prende in prestito? Ragazzi, c'è tanto da vedere, c'è tanto, non è semplice per Conte decidere chi mandare via e chi tenere. Intanto oggi è arrivato l'ufficialità che Demmer riparte dalla seconda divisione tedesca addirittura, quindi non parte nemmeno dalla Bundes, e lì è un peccato, ecco, perché un Demmer ti avrebbe fatto veramente comodo secondo me nella stagione scorsa. Vabbè, tralasciando questo, parliamo un attimo della difesa, perché io penso che il Napoli lì voglia investire questi soldi, e sono da investire questi soldi sulla linea difensiva. Nathan, bellissimo il video, non so se l'avete visto, che accompagna del matrimonio della sorella, dove accompagna il fratello in carrozzina con le fedi nunziali, non so se l'avete visto, lo trovate sui social, molto bello, molto toccante. Nathan è uno di quelli che va valutato, rivalutato, ragazzi, perché io quando sento dire Nathan deve andare via, con quale criterio? Perché deve andare via? Perché non lo può tenere Conte? Perché Conte non lo può rivalutare? Ragazzi, Conte ha rivalutato Darmian. L'Inter ha vinto lo scudetto con Darmian, che Darmian fece anche 2 o 3 gol, non mi ricordo di preciso quanti gol fece Darmian. Quindi occhio, perché Conte sa lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori, cosa a cui non è riuscito Garcia, Mazzari e Calzona. Quindi occhio, ragazzi. Poi, altra cosa, ulteriore cosa, c'è da rivalutare Ostigard. Ragazzi, perché per arrivare a Buongiorno il Torino, se Buongiorno fa un buon europeo, e qui, ragazzi, Tifi Italia, che fai? Scusatemi, mi stavano chiamando un attimo. Cosa fai quando ti arriva uno? Se questo fa un buon europeo sono 50 milioni. 50 milioni sono assai, voglio. Per questo c'è la trattativa Hermoso, ma le commissioni sono alte, così dicono. Le commissioni sono troppo alte per Hermoso e dobbiamo vedere. Però ieri Repubblica diceva che l'intesa era molto molto vicina. Scusatemi se prima traballava, ma mi stavano chiamando, scusatemi. Quindi staremo a vedere. Però il Napoli, secondo me, dove andrà a spendere i soldi? Sulla linea difensiva. In attacco staremo a vedere, naturalmente l'attaccante dovrà arrivare, un centrocampista di rinforzo di sicuro sarà preso per Antonio Conte, ma noi dobbiamo vedere questa linea difensiva da migliorare, perché ragazzi, se Giuffredi stasera inizia e Mario Rui va via, e Di Lorenzo va via, e Politano va via, porti le offerte, Mario Rui 5 milioni e te lo vendo. Di Lorenzo 25-30 milioni e te lo vendo. Politano 15 milioni e te lo vendo. Ecco, inizia a portare i soldi e poi da lì puoi ricostruire questo benedetto Napoli, perché il Napoli non va rivoluzionato come tutti dicono, perché secondo me il Napoli la squadra già ce l'aveva buona la passata stagione, non va rivoluzionato, vanno solo aggiunti alcuni elementi ad Antonio Conte. Questi elementi li sappiamo tutti, sono Buongiorno, Hermoso, si parla di Federico Chiesa. Chiesa, ragazzi, non è assolutamente una questione di Kvara, se rimane Kvara non viene Chiesa. No, questo non è vero, perché Chiesa potrebbe venire anche ugualmente con Kvara, quindi a quel punto dà in prestito Lindstorm per farlo crescere, va bene? C'è da rivalutare Foloruscio rimarrà a Napoli, Gaetano rimarrà a Napoli perché il Parma è interessato a Gaetano. Ragazzi, c'è Popovic, che molti si scordano, ma c'è anche Popovic, ragazzi, Popovic quest'anno il Napoli lo deve far firmare, gli dovrò fare la presentazione a Popovic, e quindi ci sono tanti nodi da sciogliere. Il pettine
va districato molto molto bene, visto la chioma folta che c'ha Antonio Conte, ma secondo me ci può riuscire tranquillamente. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao!